Ben ritrovati ad una nuova puntata di Direzione Territorio, rubrica di Unione Veneta Bonifiche. Come ricorderete, nella scorsa puntata abbiamo parlato di contratti di fiume, uno strumento innovativo che vede protagonisti vari organismi di un'area interessata a che cosa? Beh, ovviamente alla tutela e alla sicurezza idrica. In questa puntata vi vogliamo raccontare delle esperienze gestite direttamente dai consorzi di bonifica del Veneto. Sono 3 attualmente le esperienze contrattuali in Veneto. Cominciamo dal contratto di Foce del comprensorio del Polesine, territorio con caratteristiche davvero peculiari. Ci abbiamo provato, abbiamo studiato per oltre 2 anni sia il territorio sia l'approccio con la popolazione, che ci ha dato grandi soddisfazioni perché ha risposto alla grande alle nostre richieste d'incontro e siamo arrivati al punto in cui il quadro generale è pronto e dovremo attivare i tavoli tematici e tavoli territoriali dai quali dovranno emergere le proposte degli stakeholder, dei portatori di interesse per la soluzione dei problemi, che dovranno essere poi finanziati da qualcuno. Per quanto riguarda il ragionamento del finanziamento, dobbiamo pensare che non è necessario fare la questua a Comunità Europea o alla Regione di finanziamenti particolari. È importante fare buone pratiche all'interno del territorio, all'interno del comprensorio, in modo tale che tutti gli stakeholder, gli operatori del territorio lavorino con un'unica visuale sulle acque interne, sulle acque di transizione, sulle acque marine del delta del Po. Un'altra esperienza degna di nota è il contratto di falda nell'alta pianura vicentina. La problematica è chiara: l'abbassamento della falda acquifera che mette a repentaglio anche le fonti di risorgiva. Sentiamo. Da questa problematica si è cercato di trovare delle soluzioni che sono andate nella direzione della ricarica artificiale della falda, con dei sistemi anche innovativi attraverso i cosiddetti boschi di ricarica, che sono delle aree che vengono opportunamente attrezzate con delle scoline disperdenti, affiancate da alberature, in modo che nel periodo di abbondanza d'acqua, da settembre circa a maggio di ogni anno, si possa far scorrere l'acqua in questi corsi d'acqua che vanno a infiltrarsi e a ricaricare le falde. Questa occasione di collaborazione, che ci ha visto insieme alla provincia di Vicenza, agli enti gestori degli acquedotti e ad altri colleghi dei consorzi di bonifica, oltre alla società regionale Veneto Agricoltura, ha portato all'idea di sviluppare anche un contratto di falda, che è simile a un contratto di fiume, però riguarda il fiume sotterraneo, che è la falda acquifera. E quindi una sinergia che sta portando a un coinvolgimento di tutte le istituzioni e associazioni del territorio, in modo appunto da poter migliorare questo sistema che oggi non è in equilibrio e poter realizzare quello che appunto abbiamo fatto a livello sperimentale in modo più esteso. La terza esperienza che vi vogliamo raccontare vede protagonista il fiume Marzenego ed il consorzio di bonifica acque risorgive. Siamo ai primi passi, ma le premesse sono davvero positive. Abbiamo ad oggi condiviso un protocollo d'intesa con le amministrazioni comunali, quelle interessate dal bacino, e il consorzio, che in sostanza dice abbiamo coscienza di cos'è il contratto di fiume e vogliamo cominciare un processo di questo tipo. Parallelamente una serie di associazioni, principalmente che gravitano attorno a Mestre, si sono attivate in questo senso. Loro sono partite molto prima di noi, hanno sollecitato alcune amministrazioni, anche quella consortile, e ci hanno portato a conoscenza di questo strumento. Adesso il percorso sta cominciando a convergere, proprio perché è emersa questa coscienza anche da parte delle amministrazioni pubbliche, e dal prossimo anno, verosimilmente alla fine di quest'anno e al prossimo, potrà cominciare il vero e proprio percorso di formazione del contratto di fiume. Un caso da segnalarvi riguarda invece il consorzio di bonifica Adige Euganeo, che investe un territorio dalle 1000 problematiche di tipo ambientale ed idraulico. Proprio il contratto di fiume potrebbe risolvere queste questioni tuttora aperte per territorio e cittadini. In particolare noi descriviamo il problema della salinizzazione delle falde delle zone prossime alla costa, dove i terreni sono a 3-4 metri sotto il livello del mare, e la contaminazione della falda superficiale con acqua marina
è diventata talmente drammatica da prospettare la desertificazione del territorio. Questo è un problema che abbiamo. L'altro problema che abbiamo è dall'altra parte, verso il Montagnanese e l'Estense, è un problema diverso. Ci sono delle situazioni in cui abbiamo troppa acqua dolce. Questa troppa acqua dolce deve essere estromessa con certi sistemi idraulici di idrovore abbastanza complessi e deve essere rimessa nei fiumi, in particolare nel Fratta e nel Frassine. Questi fiumi vanno spesso in piena, sono fiumi regionali, e a seguito di questi problemi che ci sono ci viene sospeso il pompaggio dell'idrovore. Quindi da una parte abbiamo verso il mare l'ingressione dell'acqua salata nelle falde, dall'altra parte abbiamo fin troppa acqua dolce in certe condizioni, tant'è che si allaga il territorio. Per riuscire a governare tutti questi problemi che riguardano praticamente gli stessi fiumi, Frassine, Fratta, Gorzone, Brenta, Bacchiglione, il tratto terminale, a nostro avviso, perché non vengano valutati in maniera isolata o puntuale, proponiamo la costituzione del contratto di fiume in maniera che venga valutato tutti i progetti, tutte le opportunità di soluzione di queste variabili situazioni idrauliche in un contesto unico, cioè in una grande conferenza di servizi, descriviamola così, del contratto di fiume. Termina qui questa puntata di Direzione Territorio, nuovi argomenti, temi, spunti da affrontare nelle prossime puntate. Grazie per averci seguiti.